Un rimorso durato 40 anni. Aveva rubato 400.000 lire al signor Di Cataldo che al tempo, quasi trentenne, abitava con altre 3 persone in un appartamento di Mestre e a distanza di tutto questo tempo glieli ha restituiti. Quando l'altra sera Di Cataldo, ex sindacalista, è rientrato a casa, ha trovato una busta. Non c'era il timbro delle poste, quindi penso sia stata consegnata a mano, anche se aveva 2 bolli, ma era indirizzata a mia moglie, a dire il vero. Io tranquillamente l'ho aperta e ho visto che c'era una lettera anonima che diceva praticamente che dove abitavamo noi molti anni fa, più di 40 anni fa sostanzialmente, in rampa cavalcavia, c'erano stati rubati dei soldi che adesso venivano restituiti e insieme nella busta c'erano 200 euro. Al tempo lo stipendio veniva consegnato in busta, quindi Di Cataldo l'aveva messo nel comodino. Il ladro sapeva dove cercare, ma forse non era a conoscenza che solo il mese prima la sua vittima era già stata derubata, questa volta dell'intero stipendio a bordo di un bus. Di Cataldo non ha mai pensato che la porta a quel ladro l'aveva aperta proprio lui. Mi amareggia molto, cioè o era una persona in gravissima difficoltà e io non l'avevo capito, e anche questo mi dispiace perché insomma in quell'epoca la casa in cui vivevamo era frequentatissima da molte persone, amici, gente di sinistra, comunisti, riunioni, discussioni, insomma cose simili. Per cui se uno era in difficoltà, come lo sono stato io in quei mesi, perché avevo appunto perso lo stipendio il mese prima e questo mese con sto ladro. Forse lui li ha presi i soldi perché ha visto che eran facile prenderli e poi ha avuto il rimorso per oltre 40 anni e mi dispiace per lui francamente, perché io sono stato benissimo. Lui ha sofferto per 42 anni per questo furto assurdo. E quindi se magari questa persona ci sta guardando, lei si sente di dirgli qualcosa? Gli dico: "Non ti preoccupare, è passato tutto, finito tutto", anche se in realtà allora quei 400.000 lire che mi hai preso era uno stipendio intero pari a circa 1.200 € attuali. Mi hai restituito 200 €, ma non importa, gli altri te li regalo.